Buon pomeriggio dalla Spezia, sole fra nuvole leggere mosse da un filo insistente di vento, solito pienone in curva Ferrovia, territorio spezzino, qualche decina di tifosi nero-verdi arrivati da Sassuolo e sono sistemati sulla curva opposta. Sansovini e compagni sono a quota 7 in ritardo di 5 punti dagli emiliani che vanno al massimo 4 vittorie su 4, 10 gol fatti, 2 gol subiti. Lo Spezia ha incassato ad Ascoli la prima sconfitta di una stagione cominciata con 2 vittorie, un pareggio, dunque benissimo. Vediamo le formazioni. Lo Spezia in porta Russo, 4 difensori, Piccini, Gojan, Schiavi e Garofalo. A centrocampo Bobo, Porcari, Lollo con Di Gennaro, dietro Sansovini e Antenucci. Il Sassuolo in porta Pomini, 4 difensori, Laverone, Bianco, Terranova e Longhi, 3 centrocampisti, Cibsa, Magnanelli e Missiroli, 3 attaccanti, Troianello, Boaci e Catellani. Arbitra Velotto, assistito da Vivenzi e Pegorin. Quarto uomo Capozzi, studio. Ancora una soluzione offensiva. Il gol del Sassuolo lo ha segnato Missiroli al 30°. Sassuolo 1, Spezia 0, anzi Spezia 0, Sassuolo 1. 33 minuti e 50 secondi, Spezia 0, Sassuolo 1, il gol del Sassuolo al 30°, un'azione davvero bella sulla sinistra. Longhi è andato via velocissimo, è arrivato al limite dell'area e ha messo palla in mezzo per Boacie che ha controllato il pallone, lo ha appoggiato a Missiroli che gli arrivava da destra. Missiroli ha calciato dritto, una specie di rigore differito, e ha insaccato alla sinistra di Russo che è rimasto folgorato, e poi lo Spezia un minuto dopo è andato vicinissimo al gol da azione da calcio d'angolo, girata di Sansovini, palla sul secondo palo dove per sfortuna dello Spezia si trovava puntualissimo Terranova. Siamo arrivati a 34 minuti e 30 secondi, Spezia 0, Sassuolo 1, Modena. Noi torniamo a Spezia, dove si gioca da 2 minuti. Ricordiamo che lo Spezia è sotto di un gol. Spezia 0, Sassuolo 1, gol di Missiroli, ma c'è ancora il Sassuolo in attacco con Troianello in area da destra, il tiro e il gol del raddoppio. Proprio in questo istante il pallone gli è stato servito in modo perfetto da Cibsa, dopo che però la difesa dello Spezia lo aveva letteralmente regalato. Uno sbandamento difensivo da parte della squadra di casa consegna il pallone al Sassuolo con Troianello che va in rete con grande puntualità e tempestività. Si è fatto trovare all'appuntamento. 2 minuti e 50 secondi, situazione che diventa decisamente complicata per lo Spezia. Torniamo a Modena da Ugo Russo. Bene, adesso andiamo allora alla Spezia da Mazzeo fino al termine. 48 minuti e 20 secondi, si andrà fino al 50°, e sempre Spezia 0, Sassuolo 2. Lo Spezia se la sta mettendo tutto, quantomeno per fare il gol che darebbe un po' di onore almeno a questa sconfitta che lo Spezia fin qui ha meritato, perché il Sassuolo ha giocato nettamente meglio. Adesso il Sassuolo conquista il pallone su un attacco dello Spezia, interviene anche l'arbitro Missiroli a terra. Troiano si era fermato lamentando di aver subito un fallo. Vediamo qual è il fallo che l'arbitro ritiene sia stato commesso. Direi che è quello segnalato da Troiano, gioco che viene ripreso molto lentamente. È una partita che per il Sassuolo non ha più moltissimo da dire, se non per la necessità di amministrare quest'ultimo minuto che è cominciato in questo istante. Lungo il lancio per Berardi, pallone che è uscito oltre la linea del fallo laterale sulla sinistra, è immediatamente rimesso in gioco da Piccini. Ancora pallone che carambola su Berardi e finisce nuovamente in fallo laterale. Nuova rimessa con le mani, ma anche lo Spezia naturalmente a questo punto non è che non ci creda più, non c'è più il tempo per provare a mettere insieme un'azione offensiva. Prova comunque qualcosa Okaka, si porta il pallone in avanti per qualche metro, poi un avversario glielo mette in fallo laterale. Ancora il terzo consecutivo battuto da Piccini, ancora in avanti, questa volta per Antenucci che porta indietro il pallone per lo scambio con Pickman, ma il pallone è stato perduto dai giocatori dello Spezia, riconquistato dal Sassuolo. In avanti colpo di testa di Berardi e poi Mario Rui per lo Spezia. In questo istante l'arbitro Velotto fischia la fine della partita, durata nel secondo tempo 50 minuti, 47 il primo, in tutto 97 minuti durante i quali il Sassuolo ha fatto quello che aveva deciso di fare, cioè vincere e portarsi da sola in testa alla classifica. Spezia 0, Sassuolo 2, Corsini.